Ad Agrigento, in via Vittorio De Sica, al villaggio Mosè, sorgono numerose abitazioni, molte delle quali di recente costruzione. Case esteticamente eleganti, palazzi, ville con giardino e alcune attività commerciali. Davvero un bel colpo d'occhio, nuovi insediamenti residenziali che però sono senza le opere di urbanizzazione. Le abitazioni sarebbero prive dello scarico fognario, le vie d'accesso sono senza asfalto, le strade ridotte ad un pantano tra fango e detriti. Gli imprenditori che hanno costruito qui in questa vasta zona faticano a vendere gli appartamenti. Inoltre manca l'illuminazione pubblica, non c'è nessuna segnaletica stradale e gli abitanti protestano. In via Vittorio De Sica si vive malissimo. Io per esempio è un anno che abito qua, è un anno che sono a riposo, che non lavoro più e mi faccio delle lunghe passeggiate a piedi. Uscire a piedi da questa zona qua è impossibile, perché di qua è tutto infangato e non si può passare né con la macchina né a piedi. Di qua, da questa parte qua, c'è la strada statale 115 e non c'è nemmeno un pezzo di marciapiede. Io ieri sera mi sono rientrato qua verso le 9 di sera, per arrivare a casa è impossibile, con il rischio che mi mettevano sotto le macchine perché non c'è un marciapiede, tutta la strada è infangata, buio. Quindi uno di qua deve avere per forza l'automezzo per uscire. Parlo a nome di tutta la gente che abita qua e che dovrebbe venire ad abitare qua. Questa è stata una zona dove il Comune ha autorizzato la costruzione di nuovi edifici per la civile abitazione, se civile si può dire, e teoricamente la gente dovrebbe vivere in questa zona, ma io mi chiedo come si fa a vivere in mezzo al fango, in mezzo alle buche e in mezzo alla polvere d'estate, che è ancora peggio, quando vediamo nascere, e potete vederlo voi, delle palazzine con colori meravigliosi, pastello, che si affacciano alle paludi. Mi chiedo, ma per quanto tempo dobbiamo sostenere queste ingiustizie e questa cattiva gestione del denaro pubblico? Io dico, la gente, gli imprenditori che costruiscono questi palazzi sono obbligati a pagare le opere di urbanizzazione. Perché sono obbligati a pagare le opere di urbanizzazione nel momento in cui il Comune non si assume la responsabilità di realizzare questi lavori? Si mettano d'accordo con gli imprenditori, non facciano pagare le opere di urbanizzazione, ma costringono gli imprenditori, prima di rendere agibili gli immobili, di sistemare le strade, perché veramente ci ritroviamo in una società dove non c'è nulla di civile. La questione delle concessioni edilizie rilasciate nella frazione del villaggio Mosè è stata recentemente sollevata dal consigliere comunale di Agrigento del PDL Giuseppe Di Rosa, il quale ha presentato un'interrogazione al sindaco Marco Zambuto. Di Rosa, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in via Vittorio De Sica, torna a denunciare le precarie condizioni in cui versa tutta la zona. Noi incameriamo i soldi dell'opera di urbanizzazione, non facciamo le opere di urbanizzazione e non permettiamo addirittura l'allaccio fognario. Questo è l'eccesso, cioè vedere il villaggio Mosè, vedere quello che c'è al villaggio Mosè, raggiungere la scuola per i bambini è quasi impensabile a piedi, raggiungere un qualsiasi punto del villaggio Mosè a piedi è impensabile, l'insediamento abitativo è nuovo, ci vogliono prima di tutto le opere di urbanizzazione che il costruttore che ho incontrato ieri stesso mi diceva che come si fa in tutte le città civili vengono fatte imposte addirittura dal comune all'imprenditore stesso, cioè io ti do il progetto, tu prima mi fai le opere di urbanizzazione e poi ti do i certificati di abitabilità, non pagando le opere al comune. Cosa succede invece in comune? In comune succede da anni, e questa amministrazione purtroppo ne piange le conseguenze, ma è anche colpa specialmente di questa amministrazione che non ha preparato progetti in tal senso. Cosa succede? Succede che i soldi che vengono incamerati servono per pagare i debiti pregressi.